Hai vissuto momenti tristi, momenti brutti, angoscianti per quello che è successo. Tu hai ricevuto proprio ieri alle 9 la telefonata di Alberto. Una tragedia infinita, non ci diamo spiegazioni naturalmente di questa grave perdita, ancora non abbiamo le notizie purtroppo definitive, sappiamo che è in rianimazione, ci auguriamo insomma che Dio ci dia una mano. La manifestazione va avanti anche per un po' tutta la situazione che si è venuta a creare. Ci saranno diversi ospiti, già so che un centinaio di persone sono arrivate alla nostra città. Ecco, brevemente, quali saranno i momenti più importanti di questo proseguo di evento? Sì, assolutamente, il volere di Alberto che noi dobbiamo portare avanti chiaramente, di promuovere Agrigento Capitale della Cultura 2025. Pensate che ci saranno circa 142 persone che vengono da tutto il mondo, dalla Russia, dall'America, dall'India, dalla Thailandia, dall'Europa, che sono a questo festival per vivere questo momento, queste cerimonie. Quindi il programma è andato avanti malgrado questa brutta storia e questa cosa che ci è capitata, e noi porteremo avanti il nome di Agrigento, della cultura di Agrigento, perché il cinema sportivo è cultura, 42 anni, un appuntamento davvero importantissimo per la città, perché questi registi, produttori, attori che saranno qui a ricevere il premio per il film X o Y da tutto il mondo porteranno in giro nel mondo l'immagine di Agrigento, capitale della cultura 2025, quindi è un aspetto di promozione fortissimo che noi abbiamo fatto con tutto il cuore e stiamo continuando per questo obiettivo principale. Venerdì e sabato le due cerimonie, la prima Paladino Excellent che è un'anteprima della cerimonia finale, tanto per dire naturalmente come funzionerà, cioè saranno presentate le nomination dei film finalisti. Poi il sabato invece la consegna del Paladino d'Oro. Mi permettete di invitare tutta la cittadinanza, è una manifestazione aperta al pubblico, quindi vi aspettiamo venerdì 24 alle ore 21, sabato 25 alle ore 21, due grandi appuntamenti. Venerdì mattina ci saranno le scuole che hanno prenotato ancora una volta, daremo ancora una volta la possibilità ai ragazzi di conoscere questi messaggi di valori dello sport ai ragazzi, perché questo festival ha per statuto la promozione dei valori dello sport, quindi vi aspettiamo tutti insieme, stringiamoci, perché dobbiamo mandare nel mondo il massimo del positivo di questa terra meravigliosa che è Agrigento e che è unica al mondo.